ha fatto tappa a Mestre, la rassegna promossa dal Consorzio delle Proloco del Decumano e dedicata alle tradizioni del Veneto. Venerdì 2 ottobre a Forte Marghera si è parlato di regate e regatanti. A parlarne Giorgio e Maurizio Crovato, che vivono a Venezia e che grazie alla loro passione sono diventati esperti sul tema. Forse non tutti sanno che Mestre è città d'acqua. Sembra paradossale, però quando Mestre era una città d'acqua aveva circa 400 barcari che superava di gran lunga il numero di gondolieri a Venezia. E i barcari di Mestre, perché era snodo acquatico attraverso le vie fluviali e la laguna, per cui l'importanza di Mestre era questa. Attraverso i barcari si dava la sopravvivenza e i viveri alla città e si portavano tutte quelle merci, dalle scoppe alle pitture come la famiglia Rallo, a servizio della città. La storia di Barcari è una storia di cultura autoctona bellissima. Io ho avuto la fortuna, quando ho cominciato a lavorare per il Gazzettino, uno dei miei primi articoli l'ho riservato e la serata veramente la dedico loro due, ai fratelli Osei de Mestre, detti Campaltini, ovvero Federico e Occiaeti Uccelli, che erano gli ultimi rappresentanti di una dinastia di barcari. Loro 365 giorni all'anno con la barca di Mestre andavano a portare il latte negli ospedali delle isole. Brutto tempo, bel tempo, Scirocco, Bora avevano questo servizio ed erano di regatanti fortissimi. I regolamenti comunali vietavano ai mestrini di fare le regate a Venezia, era riservata solo ai gondolieri. Quando loro poi sono riusciti anche a entrare in regata storica, era una festa non del Canal Salso, non dell'Osellino, ma di tutta la città di Mestre. E questa città un po' alla volta si è persa. E qui si organizzava la regata del Garusolo a Campalto ed era un momento di grande festa di tutto il popolo mestrino che si avvicinava all'acqua. Per cui parlare di Mestre, città d'acqua, sembra un paradosso, ma era proprio così. Ed oggi cosa è rimasto di tutto questo? Quello che resta, per fortuna, quello che è stato recuperato è grazie alla Vogalonga. Perché grazie alla Vogalonga si sono fondate due società che sono le più numerose del comune di Venezia, la Canottieri Mestre e la Voga Veneta Mestre, che ha occupato questo spazio bellissimo che è a San Giuliano ed è ripresa la cultura dell'acqua. Quell'angolo di San Giuliano era bellissimo perché era il posto di balneazione per i mestrini ed era la spiaggia dei mestrini. Ci sono delle foto degli anni 50 che sono di una bellezza assoluta, i mestrini che non vanno al Lido ma vanno a San Giuliano, bellissimo. Ed oggi cosa vuol dire per la Proloco promuovere una città come Mestre? Vuol dire intanto ritrovare un'identità mestrina legata alla storia di Mestre, legata ai suoi beni culturali e legata al fatto che è una città murata che storicamente è sempre stata unita. Adesso l'importante è valorizzare questo tipo di presenza storica che abbiamo a Mestre e valorizzare i mestrini e creare una cultura di Mestre, perché la città è sorta tanti secoli fa, però si è ingrandita in questi ultimi 2 secoli per varie vicissitudini. Questo ingrandimento ha portato un sacco di persone da altre realtà locali, geografiche, culturali, etnografiche, che adesso fanno un mix che si chiama Mestre. Questa città deve cominciare a fare un minimo di implementazione, educazione su questa realtà e farla diventare protagonista della città.